gli occhiali Past View si possono vedere i luoghi spogliati dai segni della contemporaneità, esattamente come erano una volta, secondo l'epoca che più si desidera. Per visitare la Venezia del XIX secolo non c'è bisogno di occhiali virtuali, basta guardare le foto di Ferdinando Onganía, lungimirante editore veneziano attivo nella seconda metà dell'Ottocento. Onganía, come John Ruskin, era preoccupato di fissare l'immagine di Venezia prima che fosse troppo tardi. Ecco dunque le colossali raccolte fotografiche Calli e Canali e Calli, Canali e Isole della Laguna, per la prima volta esposte integralmente nella mostra Luce su Venezia, viaggio nella fotografia dell'Ottocento, in Villa Pisani a Stra fino al 2 novembre. Ferdinando Onganía è sicuramente il più grande editore veneziano dell'Ottocento, aveva il suo atelier, la sua libreria, che era una fucina di idee perché passavano da lui personaggi come John Ruskin, come Pompeo Gherardo Molmenti, come Camillo Boito e Onganía ha dedicato la sua vita a Venezia. A Venezia e con Calli e Canali ha realizzato una sorta di incunabolo di fotolibro. Questa mostra l'abbiamo organizzata in accordo con la sovrintendenza e con la direzione del museo e la società Munus, insieme alla dottoressa Sabina Vianello, e abbiamo voluto proprio portare il visitatore accompagnandolo per mano attraverso la Venezia di Onganía. Onganía non era l'autore materiale delle foto, bensì la mente registica, e come tale occhieggia qua e là in veste di comparsa, come ad esempio nello scatto che lo ritrae accanto ai cavalli marciani. E se il suo gusto gli faceva ignorare capolavori del gotico come la Chiesa dei Frari, la sua sensibilità lo portava a scoprire anche molte architetture minori e varia umanità. E la Venezia che viene fuori è proprio una Venezia straordinaria, in piccole mutazioni. Poi si vedono, come vedevamo nel percorso, i mestieri, il ganser, l'abigolante, quindi è una Venezia immersa nella sua atmosfera ottocentesca. E per noi è molto importante perché questo dono, questo atto d'amore di Onganía non fa altro che restituire a noi del 2000 una Venezia perduta, che per noi invece è diventata una Venezia ritrovata. Le foto incisioni originali sono in tutto 200, 121 quelle esposte, le altre mostrate in video. C'è anche un bel gioco tra ieri e oggi, con le stesse inquadrature di Onganía riproposte dagli studenti del laboratorio multimediale di architettura. Mutatis mutandis, Venezia non è poi così cambiata. Curiosa anche la modalità con cui questi fascicoli di foto sono diventati visibili al pubblico, un magnifico dono di nozze. E come dono di nozze è arrivato infatti a casa della collezionista che con grande generosità ha prestato questi materiali. Erano tutti materiali fascicolati, quindi ogni fotoincisione era raccolta in questo fascicolo e questa collezionista ha voluto prestarcelo, quindi la ringraziamo molto perché ha dato possibilità a tante persone di vedere questa collezione. L'atelier di Onganía si trovava nel sottoportego di Piazza San Marco ed era frequentato da artisti e intellettuali dell'epoca. Non a caso il più bel complimento viene dallo scrittore americano Henry James. Per lui le foto di Onganía erano così veritiere che a Venezia non c'era neppure bisogno di andarci.
Luce su Venezia, viaggio nella fotografia dell'Ottocento in Villa Pisani a Stra, a cura di Miriam Zerbi e Sabina Vianello, è una mostra che crea continui rimandi tra passato e presente. Quanto mai azzeccato è stato l'abbinamento della mostra ad un concorso fotografico. Dalle reflex agli smartphone hanno partecipato quasi 400 opere. Lorenzo Soave, è un vero successo questo concorso di fotografia? Sì, è stato un successo ed è una grandissima soddisfazione per noi. Centinaia di foto pervenute, poi siamo arrivati alla selezione delle 30 finaliste e poi è diventato protagonista anche il pubblico dei visitatori di Villa Pisani che ha votato le foto esposte e quindi siamo arrivati ad una classifica finale e ai 3 vincitori del concorso, quindi grande entusiasmo da parte del pubblico, grande successo dell'iniziativa che speriamo di replicare perché Villa Pisani diventi non solamente un museo straordinario e anche una sede di mostre di livello nazionale, ma anche un'occasione per coinvolgere la comunità del territorio, i turisti e i visitatori. Le votazioni del pubblico hanno decretato 3 vincitori. La torinese Stefania Maria Eusebietti si è classificata terza con La riflessione dell'incanto, ovvero Quando la luce accarezza il vetro. Secondo il veronese Simone Cunego con Il gondoliere, uno straordinario effetto sottosopra. Al primo posto La città sospesa, una visione evanescente grazie alla complicità della nebbia. Lo scledense Domenico Piotto l'accolta alle Gaggiandre dell'Arsenale. Ho avuto appunto la fortuna di capitare in questo luogo durante una giornata di nebbia. Normalmente in condizioni normali sullo sfondo si vedono molti altri edifici che fanno parte del sistema dell'Arsenale. La nebbia mi ha permesso di nasconderli e quindi di isolare solamente questa parte dell'edificio e di metterlo in assoluta evidenza nella sua semplicità. Sovrintendente Antonella Ranaldi, allora un concorso interessante anche per capire quali trasformazioni ha subito la città. Allora, io riconosco in queste foto molto Venezia ancora di oggi. Sono foto, se potete far caso, quasi prive di persone, atmosfere immobili. E allora, percorrendo proprio le strade di Venezia, riconosciamo esattamente quegli scorci come se nulla fosse, come se il tempo non fosse passato. Direttore Giuseppe Rallo, iniziative come queste, il concorso, la mostra, contribuiscono ovviamente a rilanciare e a diffondere la bellezza di questa villa? Sicuramente, infatti quest'anno con vero piacere abbiamo avuto un incremento di visitatori rispetto all'anno scorso e credo anche per l'interesse della mostra Luce su Venezia, anche per il concorso fotografico che comunque ha aggiunto un elemento in più a quelli che sono i vari attrattori della villa stessa e in più un fatto secondo me molto significativo, con la legge Franceschini nella prima domenica gratuita del mese ha aperto il museo ai visitatori veneti locali. Il raffronto tra passato e presente è uno dei leitmotiv di questo viaggio nella luce veneziana. Le 30 foto finaliste rimarranno perciò esposte per tutta la durata della mostra, fino al 2 novembre.